Ciao a tutti dal Comendone veneziano, continuiamo le finals. No, che cazzo. Siamo 1-0 per Los Angeles con Chicago veramente in difficoltà in gara 1, è molto stanca. Beh, bello. Delusione totale per il Cume. Certo che LeBron è andato via da Chicago perché voleva vincere da solo, finora solo delusioni. Una finale persa con Golden State. Un secondo turno, una semifinale persa contro proprio Chicago e soprattutto un primo turno contro Milwaukee, che però Milwaukee vuole creare una dynasty. Subito fallo del Cume che sembra nervoso, secondo me più stanchezza. Ok. No, peccato. Kobe. Io vedo Los Angeles molto in palla. Attenzione, KJ conosce bene il campionissimo veneziano. Male. Bogdanovic prova a marcare Paul, ma solo, e KJ mette altri 2 punti. Blake, boom boom. Bravo Blake. Kevin Durant. Garnett, lo sappiamo, è un fenomeno. Bravo Howard, yes. Defense. Bravissimo Howard, mamma mia, il re delle stoppate. Però il miglior difensore è sempre LeBron. Bravo Cube, cosa gira? Ah, peccato. Non era facile. Beh, ragazzi, Los Angeles non la vedo molto bene, queste finals. Bravo Kuma. Va. Ridicoli, ridicoli. Bravo Howard. La da Blake. Barba. Niente, Howard, mamma mia, Superman. Defense. Ancora Kobe, anche lui sembra un ragazzino ancora. Qua il Come si inventa un assist che non ha senso. Bello. No, peccato, pensavo meglio sinceramente.
Durant. Ah, brutto fallo del Kuma. Entra Giovanni Muro. Mette tutto Los Angeles, incredibile. Vai Muro, yes! Sesto uomo dell'anno, mi sembra per il secondo anno consecutivo, il grande Giovanni Muro. Peccato. Ah, che sfiga, oh. Ancora. Sto tirando malissimo, sto tirando. Ah, andiamo. Non possiamo perdere 2 gare in casa, però, questa è più combattuta, ovviamente. Ok. Yes, 1-1. Adesso vogliamo a LA. Vai. Comunque ho un amore per questa serie, ragazzi, perché non so, adesso non volevo vantarmi chi ha portato una roba del genere. Vai. Allo Staples Center di Los Angeles. No, tiro veramente osceno. Fattore campo comunque a Los Angeles, dobbiamo vincerne una a LA. Bello. L'inizio del Kuma è come in gara 1. Sembra avere qualcosa in più Los Angeles. Howard. Yes. No. Ecco là. Mamma mia. Altro brutto inizio. Non ne butto mezza. Sono arrivato a queste finali molto fuori forma, secondo me. Come squadra. Vabbè, ma tutto stanno mettendo. Il Kuma finalmente mette la prima tripla. First triple in the game. Dopo in un inglese perfetto. Non sbagliano mai, non sbagliano mai. Ma guarda quanti errori.
Capo classifica di Lega Assist, playoff, LeBron James, veneziano, ma LeBron è fuori da tipo 30 anni. Yes! Mamma mia che tripla mostruosa! Tripla oscena di veneziano. Non prendiamo un imbalzo però. Howard. No. Brutto errore, 3 secondi offensivi. Kobe. Male, male, male. Vaffa, guarda. Stiamo giocando di merda. No, no, ma non la vinciamo neanche se vuoi. Oppure che ste finali le perdiamo, eh. Il meme Los Angeles non è più tanto meme. Scusate ragazzi. Ah, Dio mio. Vabbè. La vedo duretta ragazzi, la vedo duretta queste finals. It's game 4 of the Ok. Vabbè, ma non può darmi subito il fallo, scusate, sempre in sti momenti. Boh, subito parte una bomba, dai, concentration adesso. Ma Chicago sembra di un'altra categoria ability, 3 punti. Cioè Los Angeles sembra di un'altra categoria in questi finals. Oh, finalmente prendiamo rimbalzo. No, brutto, brutto. Come non è in forma proprio in sto momento. Male, male, male. Occhio, ecco. Dai fiori. Bella, bravo Kuma. Dai, non dobbiamo mollare stavolta, non dobbiamo mollare. Kobe. Oh, anche loro sbagliano. Yes, eccolo qua ragazzi. Se questo è il Kuma so cazzi però,
Kuma sembra essere tornato caldo. And you know what? They're going to keep using him. I mean, he'll be the centerpiece of their offense today. You can bank on that. Now here's Paul. Garnett with it. And the Lakers check on two more. You know, the mid-range James Garnett is a thing of beauty. Textbook release from the big man. Vai. Ci prova ancora il Kuma, questo forse no. Infatti. Non esagerare, talentissimo. Aia. Vai. No, come basta con queste stronzate, dai, vabbè. Vogliamo proprio perderla sta finale. Vogliamo proprio perderla. Bello, Bogdanovic. No, sbaglia anche questa. Blacche. Mamma mia, che schifo che facciamo. Come è stato molto fischiato. Ancora Howard, troppi errori però ragazzi, troppi errori. Troppi errori al tiro. Non perderla, eccola là. Bravo Blake. Ci ha salvato il culo qua Blake. Mamma mia, veneziano. Sembra stanco il Kuma. Sembra più fresca LA. Yes. Il Kuma ci sta mettendo tutta l'esperienza possibile. Bravo Blake. Hey Kevin, hey, I talked to the Lakers head coach and he talked about his team standing in this series. Guarda come sono marcato. Bravo Blake, mamma, sublime anche l'assist di veneziano però. Robe importanti. Grande Barba, il barbone c'è. Dai che siamo in Chicago, cacchio, siamo la squadra più bella, più atroce della National. No, non è vero. No, cosa ha sbagliato? Il Kuma la recupera su Kevin. Yes. Merda. Bravi. Bellissimo Bogda. Un Bogdanovic di un'arroganza cosmica. Questa dobbiamo vincere la fine, no, ho sbagliato. Vai. Per riprendere il fattore campo. Ok, yes. Sì, cacchio. Godo, ci voleva. Buono. 2-2. Raga, continuiamo. Siamo 2-2 tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. Vogliamo l'ennesimo anello. Un po' che non gioco, ragazzi. Vogliamo settimo anello, l'ottavo? Scusate se sono andato, gioco da un po' perché ho milioni di giochi. L'ottavo anello, ragazzi, l'ottavo fottutissimo anello, il quarto con Chicago. Vai, proprio contro Los Angeles, vai. Vediamo.
E lei ha vinto nella mia modalità IRA solo un titolo. Tante finali perse. Oddio. Guardalo, guardalo. E si va, ragazzi, verso l'Eternity. Glory. Fondamentale vincere questa per poi avere 2 match point. E si comincia, ragazzi, allo United Center di Chicago. LA vs Bulls. E subito, mamma mia, subito veneziano il recordman di punti in una singola partita, 112, il record di assist in una singola partita, 44. Veneziano quest'anno ha dimostrato che è lui il più grande giocatore della National Basketball Association, un italiano di Venezia. E il ferro lo sputa purtroppo. Anche Los Angeles comunque uno squadrone devastante che ha vinto pochissimo nonostante la forza. Recuperano i Bulls. E la finale, di solito nelle finali, mamma mia, le squadre di Veneziano dominano quasi sempre. In questa non sempre. Bryant. Aia. Sono tese entrambe le squadre, molti errori. Howard si butta, fallo. Primo libero, un mattone, mamma mia che tensione. 0 su 2, ragazzi, che inizio scandaloso. Oh! Stoppone di Howard. Bello. Che squadrone che è lei comunque. Niente, Garnett, che ex compagna a Boston, mamma mia. Chicago sta partendo non male, di più. Sembra l'era di Los Angeles, Diciamo che Golden State, LA e Chicago sono le 3 squadre migliori. Boom! Veneziano risponde con una tripla devastante, che ha anche il record di più triple realizzate in una singola partita. Signori, questo è il Cume, l'uomo dei sogni. Recupera KJ. Mamma mia, Garnett. Cosa ha messo Garnett? Blake, il signor Blake. Bravo. No, non ha Howard, è partito di merda. Chris Paul, madonna che squadrone che hanno. Ancora Gasol, Howard, meno male che c'è Howard che è l'uomo delle stoppate. Bogdanovic, niente, non ne mettiamo mezza, Il ferro la sputa ma Veneziano non riesce a prenderla. E ancora, quanti errori in sta finale, ragazzi. Questa gara 5 è veramente brutta. Veneziano senza ritmo, solo Leve, mamma mia. Tanti dicono che è una vergogna l'MVP, ennesimo LeBron. Veneziano non vorrebbe un altro MVP. Defense. Cosa ha messo, signori, Chris Paul? La sfida tra Paul e Veneziano è bellissima, ma qua Paul ha fatto una cosa geniale. Yes, Veneziano si guarda e si bea Blake. Boom.
Chris Paul e ancora. Mamma mia Paul. Se Paul a ste giornate so cazzi, Fallo su Veneziano. Yes. Yes. Dai che ai 6 minuti dobbiamo staccare. No, dormita qua di Howard, poteva prenderla. Black Mamba per fortuna sbaglia. Pa, 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 pararararararara. Blake e il signor Blake. Certo che Griffin veneziano, bellissima coppia. Si è visto poco il Barba finora. No, ma time out, ok. Adesso vediamo, è chiaro che questa partita è decisiva secondo me. Se la perdiamo sarà dura. Vai. Un punto di vantaggio. Solo rete. Da 2 ma solo rete. 7 su Unicina al campo per il talentissimo, 23 punti, 9 su 14, 27 per Chris Paul. Le mette tutte Paul, le mette tutte. Adesso c'è Harden, Howard, Lopez. Ok, fidiamoci del coach. La cosa si inventa il... No, Howard però. Bellissimo Blake. Howard, ancora errore di Howard, questo è pesante. Bravo però Howard in difesa, sempre il lamberone. Il Barba. Bellissima stazione, il Barbone, solo rete. Che si è inventato qua il Cume, smarcante per... Fallo di Griffin. Paul. Primo errore, godo. 1 su 2. Signori, però il Cume è di un'altra categoria. Ma dov'è il fallo? Ma dai, vabbè. Ridicolo sto fallo regalato. 32 punti per Paul e 3 palle recuperate. Grande partita di CP. Ma Veneziano vuole fare il triplone? Non ci credo. Veneziano stoppata! Stoppata su Paul del Cume. E fa la voce grossa Veneziano. Voce grossa per il talentissimo. Fallo, che boh. Durant per il pareggio. Mamma mia, che finali ragazzi, finali leggendarie queste, forse le più belle da quando c'è Veneziano. No, ancora Veneziano Griffin, mamma mia ragazzi.
Veneziano non molla, non è più uno sbarbato, anzi. Paul non ne sbaglia mezza. E stavolta Howard per Griffin. La Griffin, ragazzi, devastante. KG. Non poteva mettere anche questa. No! Mamma mia, cosa ha rischiato qua il Cume. Il Barba! Solo rete! Ma cosa gli ha dato il Cume, signori? Altro errore di Paul e godo. Giochiamo veramente bene. Bogdanovic sputa, ma c'è Howard, che giocata! Che giocata, signori. Che giocata. Il veneziano fa così a Paul. Rischia veneziano a fare queste cose prima della fine della partita, ma fa silenzio il Cume. No, lo manda al bar qua però Paul. Mamma mia. Giocata illegale di Paul. E adesso il Cume gioca con il cronometro. Il Cume gioca. Il Cume gioca. Non è il Cume a tirare alla fine. E Arde. Ah, guarda, recupera grande. Poteva tirare subito, vai. Primo libero va. E anche il secondo. Geniale, geniale. Il Cume ha fatto finta di prendersi il tiro e poi l'ha data. Garnett. Gasol, bel recupero. Ma dopo la sbaglia ancora Gasol e ancora veneziano. Chicago va sul 3-2, ragazzi. E veneziano vuole mettere il sigillo, non lo mette, ma recupera ancora Howard. Mamma mia, signori, veneziano porta Chicago sul 3-2. Anche Griffin e gli altri, ma ragazzi, è un Cume fenomenale. Signori, migliore in campo, ovviamente chi? Veneziano. E andiamo a gara 6, voglio vincere lo Staples Center. Vai. Vuole l'ottavo anello. Mamma mia, veneziano. Game 6 of the NBA Finals. Il Barba. The Lakers are down 2 games to 3 with the opportunity to prove themselves to the league, their fans, and most importantly, themselves. It's a pivotal must-win battle against the Chicago Bulls. Guarda Kevin. This is the NBA playoffs, and it's up next. Vai. Championship could be claimed right here. Folks, it is Staples Center di Los Angeles. of the NBA Finals. So glad you could join us for it. We'll watch the Chicago Bulls in this one as they go up against the Los Angeles Lakers here in Staples Center. Kevin Harlan here with Greg Anthony and Clark Kellogg, and we'll have David Aldridge Vai, ragazzi. from the sideline. Here we go. Ok, e inizia, signori. E subito Paul la perde, madonna, guarda.
Non un bel inizio per Paul. Bel blocco qua. E Paul però risponde con una tripla. E il veneziano se la ride. E subito, madonna, Howard come partita. Howard. KJ. Può far tutto Howard. Bravissimi. Pickencume. KJ non li sbaglia queste. Mamma mia ragazzi, come sta giocando veneziano però. Il vecchietto Cume, signori. È brutto questo. Un mattone, ma si è visto subito. Vai. Howard. Che giocata ragazzi, che lavoro. La 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 la. Bello. Paul non è facile da beffare. Mamma mia, due mattoni brutti. Due brutti attacchi di Chicago. Ma che fallo, dai! La 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 lero. Ecco. 2 su 2 di Garnett. Saranno due serie dure. Sarà un'altra gara durissima. No, quando il Cume fa sti errori è brutto. Non ci credo che bava Paul. Durant. Buono. Howard. Mini. Niente da fare Garnett, lo conosce bene il Kuma. Gli anni a Boston. Veneziano si nervosisce, è meglio fare così. Siamo là. Vai. +1 Chicago. 5 minuti e 43. Ocio. Bravo Black. Wall, attenzione a Muro. Cosa fa Muro, signori? Non ci credo, Garnett mi stoppa. Ai. Cosa ha fatto Kobe? Bravi. Bell'attacco qua.
14 punti con la 3 del campo, non una gran serata oggi per Veneziano. Kobe da solo, errore, manco male. Adesso entriamo nei minuti di Veneziano. Madonna, in faccia, Paul. Entriamo nei minuti veneziani. Bella, grande azione di Alley. Brutta partita anche di Griffin oggi, eh? Non ci credo, non ci credo. Ma anche Paul qua fa un errore non da Chris. Fallo di Veneziano, su Veneziano. Yes. Yes. Only rete, only rete, only rete. Terzo errore di Paul consecutivo. Paul ci vuole regalare la finale. Qua rischio, qua il Kume. No, cosa ho sbagliato tasto? La grande! Ah, guarda che culo. In crisi è lei, quanti errori. Lopez. E Blake Griffin, di arroganza Blake. Attenzione Kobe da solo. Solo rete. È ancora dura ragazzi, ancora dura. Ma Veneziano qua fa due canestri facili, facili. Si vede che siamo entrati nella Veneziano zone. Cosa fa Durant? Qua, attacco di Los Angeles schifoso, fallo di qualcuno, possesso fuori, palla a Boy Bulls. Pesantissimo sto errore di lei. Veneziano vuole l'8º titolo. Madonna. Signori, Veneziano è una leggenda. E ancora qua il Kume. Mamma mia. Questa forse è la giocata del match. Posso fare il replay? No, purtroppo no, è andata. Pazienza. 9 punti di vantaggio, manca 1 minuto e 43, quindi comunque non poco nel basket nella National. Garnett. Il primo va. E lei perde forse l'ennesima finale. Adesso il Kume gioca con il cronometro ovviamente. Cosa che odiano gli avversari quando fa queste giocate. Per innervosire gli avversari. Se metteva anche questo Blake. Attenti che non è finita.
Grandissimo Howard. And 101 left in the fourth quarter. Driving to the basket. Back to Harden. Fires from deep. Brutto attacco. Howard! Prende anche questo rimbalzo Howard. Kept on grinding, and this is their reward. Boy, a fantastic performance. And I tell you something, I mean, you get roadkill, that's always Signori, a siamo a un challenge passo in the NBA, dall'ottavo no matter titolo, what. quarto They gotta con play. Chicago, And we've got a lineup dopo i change due di for the Vancouver Lakers. e i due di Boston. In for the Bulls. Io come mister ho vinto quello di Phoenix, ma è un'altra storia questa. Works well there. Not much resistance from the D. Yeah, that's not the defense you need. You got to be tougher defensively. I tifosi sono increduli di erano convinti di farcela. Left to play here in the fourth. Niente, il Cumulò la fa la tripla, ma non va. I think it's safe to call this one. Finisce qui, ragazzi. I agree with you. Chalk it up. Mamma mia. And the ball travels out of bounds. Los Angeles veramente bandiera bianca per LA. Seconds left in the fourth quarter. Il veneziano tiene la palla in mano. Ottavo titolo NBA. Signori, non è più un'icona, non è più una leggenda. È qualcosa, è proprio l'NBA. From deep three-point range. It's over the Chicago Bulls. E siamo ancora campioni. Champions. We'd like to thank everyone for coming out and supporting your Oh, to team. be crowned a champion on the road is something else. To Che poi è il win secondo and consecutivo, do it with a ragazzi. crowd that was so emotional and so into this game, you've beaten the team. Dobbiamo provare il tripit da provare. Great arena holds. Yeah, it's a bittersweet moment for the home crowd. But our full credit to the victors and the amazing job they did to never lose Guardalo. focus or drive. And boy, this is the No, il tifoso contento. towards all season long. And even though they don't get to celebrate in Mamma front mia, of their ragazzi. home fans, does not take away from the satisfaction. Altro Let's titolo. take you to the presentation of the Larry O'Brien Trophy. NBA Commissioner Adam Silver doing the honors. One team has emerged victorious. The NBA champions. Campione, ale, ale, ale. The whole organization and of course this incredible team. This Larry O'Brien trophy and I believe this suitcase are yours. Ottavo titolo, il veneziano fa segno 8, signori. Sono solo 8 i titoli per il veneziano. Your Bill Russell finals MVP. Attenzione, Blake Griffin! È la prima volta che veneziano, a parte l'anno dell'infortunio, e se lo merita, che veneziano Most valuable lo ammette. in the finals. I don't think you're going to see any. Bella novità questa, gran bella novità, signori. Ennesimo titles. Ma scusa un attimo, l'ho vinto io allora. Perché a volte c'è questo mini bug. Allora, no, infatti, l'ha vinto ancora veneziano. Secondo anno di seguito. Boh, ogni tanto c'è il bug. Proseguiamo. Attenzione, si ritira Kevinaccio Garnett, signori. Garnett si ritira a 38 anni dopo 19 anni nei pro e Peja Stojakovic, Chancey Billups, Mike Bibby e Jason Terry, ragazzi, tanti grandi se ne vanno. Ritiri staff, fotte sega, ammessi Hall of Fame, KJ, Peja Stojakovic, Chancey Billups. Ora Garnett ha chiuso la sua carriera con campione NBA 5 volte, 3 anni consecutivi a Boston e poi 2 anni credo a Los Angeles, forse sì, penso, no, uno però l'ha vinto a Los Angeles, boh, l'altro mi ricordo forse l'ha vinto tutti con Boston. Sì, infatti. Poi Stojakovic, nella sua carriera campione NBA 2 anni, 99 e 2000, 8 All-Star, Chancey Billups, 2 campioni NBA 2001 e 2002, 6 volte All-Star.
ritiri maglie. Ritira sia Los Angeles che Boston, Kenyon Martin, New Orleans Pelicans e Stojakovic, Memphis Grizzlies. Cambiamenti storici. Ok. Riunioni Lega. Ok. Lotteria draft. Vediamo chi sarà la prima, sono curioso. Boston Celtics. Buon raga, ci becchiamo dopo il draft. Ho fatto un video iper lungo, non mi sono reso conto. Un saluto al comune veneziano. Nella prossima stagione facciamo vedere i nuovi roster e quello che è cambiato. Raga, alla prossima. Ciao!